Sciacca va in ballottaggio, insediamenti e festeggiamenti dei sindaci, scontro a distanza tra il ministro Lamorgese e il governatore Musumeci sul caos seggi a Palermo. Il centrodestra unito vince, ma non si è ancora compattato per le regionali, l'intervista a Giussi Savarino. Nuova messa in scena di Martina Patti dopo aver simulato il rapimento della figlia, in scena la violenza, il corpo di Elena Del Pozzo, 4 anni, era senza pantaloni. Dichiarazioni del padre di Loris Stivali, il bambino ucciso dalla mamma Veronica Panarello 8 anni fa. 56 arresti tra Catania e Siracusa, sequestrati fiumi di droga e 9 società del valore di 10 milioni di euro. Oggi il metaverso a convegno al Consorzio Universitario di Agrigento. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura un'ampia pagina di politica. Partiamo dalle amministrative di Sciacca che dopo il testa a testa di Francavilla Sicula fa registrare un nuovo colpo di scena. Anche nella città del Carnevale si andrà in ballottaggio. Sembra essere uno scherzo, ma il riconteggio delle schede ha rimesso tutto nuovamente in discussione. Scopriamo cosa è successo nel servizio. Si conosce chi è lo sconfitto, ma non si sa chi ha vinto. Il nuovo quorum del 40% a Sciacca potrebbe dar vita a ricorsi per una manciata di voti. Uno dei 3 candidati, infatti, l'ex sindaco Ignazio Messina, ha oscillato per tutti gli scrutini tra il 39,9% e il 40%, rimanendo in bilico tra un'elezione al primo turno e un ballottaggio con Fabio Termine, supportato dal PD e Movimento 5 Stelle, fermo al 37%. A uscire sconfitto l'altro candidato, Matteo Mangiacavallo, fermo sicuramente al 23%. Al termine degli scrutini sembrava certo il ballottaggio, poi sembrava certo, stando ai dati forniti dalla Regione, che Ignazio Messina avrebbe di poco superato il 40%, diventando così sindaco. Poi ancora la battaglia dei voti si è spostata all'ufficio elettorale del paese per valutare schede nulle o contestate. Un lavoro non facile che probabilmente darà vita a ricorsi da una o dall'altra parte. In questa fase il candidato Termine aveva affermato: si andrà sicuramente al ballottaggio, contrariamente ai dati forniti dalla Regione. I dati ci dicono con certezza che la città ha scelto di mandare al ballottaggio noi e il candidato Ignazio Messina, ha detto Termine, passando già ai ringraziamenti. Ci prepariamo per la nuova sfida e già nelle prossime ore, diceva, torneremo a incontrare i saccensi in tutti i quartieri per una campagna elettorale che prosegue. Dall'altro lato Ignazio Messina si atteneva ai dati che dovevano essere convalidati dall'ufficio e non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Il giallo resta ancora aperto e infatti ne è seguito un nuovo colpo di scena. Dopo la verifica dei verbali provenienti dalle 42 sezioni, la Commissione elettorale ha sancito che la città delle Terme andrà al ballottaggio. Ignazio Messina, infatti, dato per vincitore con un 40,11% di preferenze, si è in realtà fermato al 39,9% dei consensi e andrà al ballottaggio con Fabio Termine. Salvo ricorsi, a questo punto altamente probabili, per la città si aprono adesso altre 2 settimane di campagna elettorale. Ed adesso un pasticcio registrato in occasione del voto di domenica scorsa 12 giugno, ovvero il caos seggio a Palermo, question time in Parlamento, l'impegno del ministro Lamorgese a rendere più appetibile la funzione, il battibecco a distanza con il governatore della Sicilia Musumeci, un vero e proprio botto e risposta a scaricabarile sulle responsabilità di ciò che è accaduto. Vediamo. Battibecco a distanza fra il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il governatore della Sicilia Nello Musumeci. Per risolvere il caos seggi di domenica a Palermo l'unico ente titolato a intervenire era la Regione e non lo ha fatto. È questa la risposta nettissima del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese alle domande sui gravi ritardi e disagi nell'apertura dei seggi a Palermo. Il 12 giugno al voto non solo per i referendum ma anche per le comunali. Le operazioni domenica mattina scorsa sono partite in ritardo in almeno una 50 di sezioni a causa dell'improvvisa rinuncia di circa 170 presidenti di sezione. In materia elettorale in Sicilia il procedimento è di competenza esclusiva della Regione, senza la possibilità di intervento con poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'Interno.
ha detto il ministro rispondendo al question time alla Camera. A stretto giro è intervenuto il governatore Musumeci. Dispiace contraddire il ministro dell'Interno, ma la regione siciliana, pur avendo competenza legislativa esclusiva in materia elettorale degli enti locali, non ha il potere di sostituirsi alle corti d'appello o ai comuni per la surroga dei presidenti di seggio dimissionari, altrimenti lo avrebbe già fatto con immediatezza al sorgere delle prime defezioni. Nella ricostruzione del ministro, il Comune si era attivato venerdì per sostituire 170 presidenti rinunciatari, procedendo alle nuove designazioni e interessando gli ordini degli avvocati e dei commercialisti. Sabato permanevano le difficoltà a reperire sostituti e la sera il prefetto ha sollecitato le autorità comunali ad individuare sostituti tra gli stessi dipendenti dell'ente. Domenica è stata anche indicata la possibilità di accorpare le sezioni elettorali per superare le criticità. La situazione si è più ristabilita alle 15 di domenica. Il fenomeno è tutt'altro che episodico, spiega la Morgese, per questo sembra richiedere l'avvio di una riflessione parlamentare per una conseguente ed efficace risposta sul piano legislativo, anche finalizzata a rendere più attrattiva la funzione riguardo gli aspetti remunerativi. A Palermo si è ipotizzato che la diserzione di tanti sia stata dettata anche dalla concomitante finale dei play-off, che proprio nella serata del 12 ha regalato ai rosanero il ritorno in Serie B. L'ipotesi di anticiparla, svela il ministro, era stata esplorata, ma la Lega Calcio C ha confermato di non poter differire la data dell'incontro. Con il caos dei seggi verificatosi a Palermo durante le elezioni amministrative della scorsa domenica è stato violato il diritto di voto dei cittadini palermitani. Si è assistito infatti a possibili reati gravissimi a danno del diritto di voto costituzionalmente riconosciuto ai cittadini, con la chiusura di vari seggi a causa della mancanza di numerosi presidenti di seggio. Per tale motivo è assolutamente necessario accertare quanto accaduto e le relative responsabilità e verificare tutte le violazioni commesse a danno degli elettori palermitani. È il fulcro al centro dell'esposto presentato dal Codacons sul caos dei seggi alle elezioni amministrative di Palermo, dove il forfait di quasi un terzo dei presidenti designati nei 600 seggi per le amministrative ha mandato praticamente in tilt le operazioni, costringendo centinaia di persone a rinunciare al voto. L'esposto è partito in seguito alle lamentele arrivate da vari palermitani che, recatisi alle urne, hanno trovato tutto chiuso. Così spiega l'ADN Cronos l'avvocato del Codacons Paolo Di Stefano. Si tratta infatti non di uno o due seggi, ma di svariate decine di seggi. Il documento redatto ha dunque ad oggetto l'accertamento di eventuali profili di responsabilità in merito al rifiuto di atti d'ufficio e all'interruzione di servizio pubblico in relazione alle operazioni elettorali. In particolare, sottolinea ancora il legale, abbiamo chiesto di accertare responsabilità sia a carico dei presidenti che, in maniera assolutamente anomala, hanno rinunciato in massa, sia a carico delle pubbliche amministrazioni competenti come il comune. L'esposto, se porterà ad un accertamento di responsabilità, potrebbe essere preordinato alla costituzione di parte civile da parte di chi si è reputato danneggiato, anticipa ancora l'avvocato all'ADN Cronos. Di Stefano sottolinea che in questa situazione ci sono due elementi che devono essere considerati: i diritti di chi si è visto negare questo esercizio, ma anche l'interesse al mantenimento delle operazioni elettorali e della salvaguardia del voto e di chi lo ha potuto esercitare, che vanno ugualmente tenuti in massima considerazione. Anche se l'ordine degli avvocati si è espresso a caldo sull'annullamento delle votazioni, l'argomento è delicato e vanno valutati entrambi gli interessi in gioco. In ogni caso è accaduta una cosa estremamente grave. Nel ricorso di cui l'ADN Cronos ha preso visione, il Codacons chiede che la procura utilizzi ogni strumento investigativo consentito dalla legge allo scopo di predisporre tutti i controlli necessari per accertare in primis la rispondenza alla realtà dei fatti riportati dai media e per lo svolgimento dei necessari e rigorosi accertamenti e verificare in ordine alla situazione denunciata. In particolare, spiega il Codacons, alla luce di quanto emerso a danno del diritto di voto costituzionalmente riconosciuto ai cittadini, con la chiusura per l'appunto di vari seggi a causa della mancanza di numerosi presidenti di seggio, individuando tutti i responsabili, siano essi soggetti istituzionali e o pubblici e o privati addetti ad attività di controllo e vigilanza, ed esercitando l'azione penale per tutti quei reati che le autorità dovessero ravvisare.
Dove corre unito il centrodestra vince, diviso invece arranca e regala al centro-sinistra la possibilità di trovarsi in vantaggio. Questa è l'analisi più volte ripetuta da diversi esponenti politici. Oggi è la volta di Giusy Savarino, fedelissima del presidente della regione Nello Musumeci, che spera in un bis. Peccato però che il centrodestra non riesca a compattarsi per una sua rielezione. Vediamo. Un commento del recente dato elettorale che ha visto, diciamo, la presenza vincente in Sicilia di numerose aggregazioni di centrodestra, tra cui la più eclatante Palermo. Ecco, lei ha fatto un comunicato stampa, il suo contributo. Sì, io sono molto contenta. Intanto era la prima volta che i nostri candidati nelle città più grandi erano nelle liste di Fratelli d'Italia. Abbiamo fatto questo accordo politico, dovevamo capire se la gente, i nostri elettori l'avessero accolta bene, e il risultato è senz'altro positivo, e quindi questo già è un primo dato. Da Palermo a Sciacca. Poi noi avevamo sindaci uscenti che sono stati riconfermati anche con una gran messa di voti. Penso a Milcocina a Bivona, che è proprio del nostro mondo, e penso a Pendolino, penso a Stefano Castellino, insomma risultati importanti. A Campobello siamo stati la prima lista, e ora, siccome nell'arco di 36 voti ci sono 3 candidati a sindaco, intanto noi abbiamo avuto assegnati i consiglieri comunali, ma vedremo se dal riconteggio ci possano essere sorprese. La coalizione è sempre dubbiosa sulla riconferma del presidente Musumeci, come mai? Ma vedremo. Il punto è che quando una coalizione cresce, l'altra volta si aspettavano di perdere, tutti i sondaggi davano Cancelleri vincente, e quindi è andato bene Musumeci, che invece è riuscito a portare un risultato che è stato il primo risultato vincente di una serie del centrodestra in Italia. Oggi che la coalizione è più forte è legittimo che ci siano anche degli appetiti che sorgano anche ad altri, ma dare continuità a un'amministrazione che sta lavorando bene nonostante 2 anni di pandemia è assolutamente importante. Vedremo, noi siamo qua. Il centrodestra unito ha dimostrato ancora una volta in Sicilia, come nel resto d'Italia, che risponde all'umore della gente, alla volontà della gente, raccoglie consenso. Non possiamo disperdere questo patrimonio. Ed adesso uno sguardo ai sindaci che hanno ottenuto dagli elettori la fiducia e l'appoggio per il loro secondo mandato in provincia di Agrigento. I giuramenti e i festeggiamenti del sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino, del primo cittadino di Aragona Giuseppe Pendolino, del sindaco di Bivona Milko Cinai e del collega di Cattolica Eraclea Santo Borsellino. Vediamo. Esattamente dopo 5 anni e un giorno sono stato appena proclamato nuovamente sindaco della mia città. L'emozione è enorme, come la prima volta, se non di più. Siamo veramente contenti ed emozionati e siamo già pronti, in realtà non ci siamo mai fermati a metterci a servizio della nostra città. Ringrazio veramente tutti, e un ringraziamento particolare all'ufficio elettorale che in una situazione assai complessa ha lavorato senza mai lesinare sforzi, con 1000 sacrifici, riuscendo a completare tutto nei tempi brevissimi. L'emozione di essere proclamato di fronte al magistrato per la seconda volta è un'emozione che riempie il cuore e che voglio condividere con la mia città. Sindaco, si è appena conclusa la sua proclamazione, passata l'euforia, adesso si ritorna a lavorare per il bene del Paese. Quali saranno le priorità? Cosa c'è in agenda per Aragona? Ma guarda, in agenda c'è la continuità amministrativa che abbiamo portato avanti fino adesso, proprio non ci siamo fermati anche durante la campagna elettorale. Un momento fa abbiamo mandato un'email alla regione siciliana per la riqualificazione urbana di parte del paese e per la sistemazione di una parte dell'impianto dell'illuminazione esterna. Continueremo su questa scia. Lavoreremo intensamente, anche perché lo dobbiamo ai nostri cittadini, lo dobbiamo ai nostri padri, lo dobbiamo ai nostri genitori, lo dobbiamo ai nostri figli, lo dobbiamo a tutta la collettività. È importante non perdere mai di vista quello che è il bisogno della gente, che va messo al primo posto. Dopodiché, ecco, speriamo di non deludere nessuno, perché è stato un risultato veramente entusiasmante, ma al contempo un risultato che
ti dà quella responsabilità di dire alla gente: ti ha dato così tanta fiducia, ma devi cercare di non perderla. La fascia che lei indossa, che cosa rappresenta, che valore ha per lei e per la sua famiglia? Ma guarda, la fascia che indosso rappresenta lo Stato, quindi un sindaco rappresenta lo Stato sul territorio, quindi deve essere innanzitutto rispettoso delle norme, rispettoso delle regole e deve essere di esempio. Questa fascia chiaramente ti impone di andare sulla dritta via, di rispettare le regole e principalmente rispettare le norme. Io lo dico sempre ai miei figli, perché gli dico: guardate che voi avete non la fortuna ma anche la sfortuna di essere i figli del primo cittadino, e quindi dovete essere i primi a rispettare le regole e le norme. Il suo avversario, il dottore Dino Buscemi, l'ha chiamata al telefono? Sì, il mio avversario mi ha chiamato al telefono, io ho apprezzato la chiamata, del resto con il dottore Buscemi siamo amici da bambini, ci siamo sempre rispettati, abbiamo portato avanti una campagna elettorale, come ho detto un momento fa, dai toni pacati, e non ci sono stati assolutamente attacchi sia da un lato che dall'altro, quindi ringrazio il dottore Buscemi, ringrazio la coalizione della Nuova Visione, ringrazio anche la mia coalizione per la correttezza e la compostezza che hanno dimostrato durante questa campagna elettorale. Sindaco, l'ultima domanda: da chi sarà composta la sua giunta? Ma guardi, ancora questo è da definire, per ora abbiamo Gerlando Montana Lambo e Renata Amici che in questi giorni andremo a definire sia quello che è il Presidente del Consiglio che la Giunta. Il criterio di scelta quale sarà? Guardi, il criterio di scelta sarà sicuramente un criterio basato sulle scelte comuni, quindi noi ci riuniremo come abbiamo fatto, non siamo mai quelli da utilizzare il manuale Cencelli, perché alla fine la coalizione vince perché tutti hanno partecipato, quindi saranno tenute in considerazione. Della legge regionale 15 settembre 97, in base al quale il proclamato eletto sindaco, il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, accerta che il candidato signor Mirko Cinà ha riportato da tutti i candidati alla carica di sindaco il maggior numero di voti, e cioè numero 1359. Quindi il Presidente alle 9:30 del giorno 14 giugno proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di Vivone il signor Mirko Cinà. Ringraziare i presidenti di seggio per il lavoro svolto, perché l'amministrativa è sempre un momento molto particolare. Vi ringrazio per la serenità che avete dato, per lo svolgimento sereno della competizione elettorale. Ringrazio i carabinieri che sono stati presenti, i vigili urbani che hanno vigilato in questi giorni, facendo sì che le elezioni si svolgessero nel migliore dei modi. Quindi grazie ancora a tutti i scrutinatori pure che sono stati bravi, quindi grazie ancora a tutti e grazie a tutti voi di essere qui. È stato difficile trovare le parole giuste per esprimere la mia gratitudine e riconoscenza. Voglio fare un invito a tutti i miei elettori, quelli giovani, dodicenni, Nathan, Brando, li voglio qua sul palco. Ragazzi! Venite! Guardate, qua tutto attorno a me. Sono orgoglioso di rappresentare per la seconda volta di fila la mia gente, ma soprattutto loro, qua. Soprattutto loro, i bambini. Sono orgoglioso di tutta la mia squadra, composta da persone oneste, che si sono spese per la campagna elettorale ponendosi come obiettivo una cattolica migliore. Sono orgoglioso dei giovani
che si sono interessati e hanno aiutato in questa campagna elettorale con anima e sangue, e ai giovani avversari gli faccio un appello, perché questa amministrazione per 5 anni è stata sempre a disposizione di tutti i giovani, non della mia parte di giovani. E a qualche ragazzo che gli ho detto, che è salito sul palco, che con me non ha parlato mai, gli ho detto: non dovete partire manipolate per dire sale sul palco perché devi dire questo o quello, devi parlare e ragionare con la tua testa, e noi dobbiamo badare a questi ragazzi a ragionare con la sua testa. Un grazie infinito a ognuno di voi che rappresenta il cuore e l'anima della mia direzione. Bravo! Ringrazio i miei avversari e mi complimento con i candidati eletti. E questo l'appello che faccio ai miei avversari, eletti, non eletti. Questa è l'amministrazione del popolo e potete, perché il nostro obiettivo è migliorare la comunità, e potete venire al comune portando idee che possa essere di supporto. Non siamo mai ridotto, noi lavoriamo per un obiettivo di fare crescere Cattolica. Ringrazio la mia famiglia per avermi appoggiato e sostenuto in questa mia direzione. E scusatemi, ringrazio mia moglie e i miei figli per 5 anni mi hanno compreso litigandoci, perché sempre il primo posto ho messo l'interesse dei cittadini e non avere tempo per andare a comprare un paio di scarpe. Scusatemi, Giusy, Martina ed Elisa. Ringrazio i cittadini che mi hanno votato e quelli che non mi hanno votato, perché sono di questo paese. Avete un sindaco di tutti, le porte sono aperte. Continuerò a essere il sindaco di tutti, perché Santino Borsellino non cambia il suo cuore, il suo animo, non facendo distinzioni. Continuerà a svolgere il ruolo da sindaco con umiltà, impegno, cercando sempre di essere dalla parte di chi ha bisogno. Perché per me la politica non è un lavoro, ma un servizio verso la mia comunità. Voltiamo pagina per parlare di una storia che ha sconvolto l'Italia, la morte della piccola Elena Del Pozzo, la bambina di 4 anni di Mascalucia nel Catanese. Gli investigatori e l'accusa evidenziano l'ultima messinscena di Martina Patti, la 23enne mamma della piccola Elena, che avrebbe finto un abuso sulla bambina. Elena è stata svestita, i suoi pantaloncini gialli erano accanto al cadavere, dentro al sacco nero in cui era riposto il cadavere. Quindi, dopo il finto rapimento di sua figlia, avrebbe inscenato persino il finto abuso. L'avvocato della 23enne punta la strategia difensiva su una perizia psichiatrica. Per gli inquirenti la donna invece avrebbe agito in maniera lucida. C'è il servizio. 56 misure cautelari, 26 capi di imputazione, 16 collaboratori di giustizia utilizzati nel corso delle indagini, 9 le società sottoposte a sequestro per un valore stimato di circa 10 milioni di euro, 108 kg di marijuana, 2,6 kg di cocaina e 57 kg di hashish sequestrati. Sono i numeri dell'operazione antimafia del ROS e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, denominata Agorà, contro affiliati o contigue Santa Paola Ercolano, alla famiglia di Caltagirone, a quella di Ramacca e al clan Nardo di Lentini.
Il provvedimento emesso dal GIP su delega della DDA Etnea è stato eseguito da oltre 400 militari nelle province di Catania e Siracusa. Gli arrestati sono gravemente indiziati con 26 diversi capi di imputazione di associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico e allo smercio di stupefacenti, di numerose estorsioni pluriaggravate, di illecita concorrenza, turbata libertà degli incanti e trasferimento fraudolento di beni, reati tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Notificato anche un decreto di sequestro preventivo di beni, 9 società attive nei settori dell'edilizia, della logistica e dei servizi cimiteriali, nonché di beni e conti correnti ad esse riconducibili per un valore di oltre 10 milioni di euro. Le indagini avviate nel 2016 hanno svelato le criticità e i nuovi rapporti di forza e gli equilibri raggiunti tra le famiglie di Cosa Nostra operanti nei territori di Catania, Caltagirone e Siracusa e la famiglia Santa Paola Ercolano, la famiglia La Rocca, la famiglia di Ramacca e il clan Leonardo. Documentata dagli inquirenti la riorganizzazione interprovinciale del sodalizio mafioso che, pur dopo l'esecuzione delle ordinanze adottate nell'ambito del procedimento Caos, è riuscita a mantenere l'operatività nei tradizionali settori delle estorsioni, del recupero crediti e della cessione di stupefacenti. Inoltre è stata accertata la capacità dei clan di infiltrarsi nell'economia nel settore dei trasporti su gomma e in quello dell'edilizia e di influenzare i processi decisionali degli enti locali, come nell'ipotesi dell'alterazione delle procedure per l'affidamento dei servizi cimiteriali nel comune di Vizzini e nelle ipotesi degli affidamenti per la manutenzione stradale curati dal comune di Caltagirone. Diciamo, c'è poco da chiarire, i fatti sono quelli che sono. Quindi secondo me non ci sono complici? Questo non tocca a me dirlo, chiedete in procura che sicuramente le possiamo chiedere se sa come sta la sua cliente? So che sta bene. Così mi è stato riferito Quindi lei non l'ha vista? Ma non ci ha parlato? No, poi cercheremo un modo diverso con una videocamera. Però è in isolamento? Sì, certo. L'isolamento è previsto dall'ordinamento penitenziario in attesa di interrogatorio, a maggior ragione per il reato che viene attribuito. Siete riuscito ad avere una frase sua, qualcosa che le ha comunicato lei sarà il suo avvocato domani per l'interrogatorio, qualcosa che le ha fatto arrivare? No, niente, perché ancora non ci ho potuto parlare. Farò poi una videochiamata come prevede la possibilità dell'istituto. Senta, nell'interrogatorio ha detto ho fatto tutto da sola, lei era lì, lo ha ripetuto più volte, ho fatto tutto da sola. Così è stato dichiarato alla signora, sì. Quindi non ho complici. Se ce lo può riferire lei, quali sono state le parole? Perché è un punto importante. Le parole sono state sostanzialmente queste, che aveva agito da solo. Non ho complici. Le è sembrata serena avvocato la signora? No, non lo so, quando farò la videochiamata potrò dirlo se è sereno o meno. Senta avvocato, oggi sono usciti questi particolari, il pantaloncino trovato accanto al corpo, svestita, eccetera, eccetera. Cioè, rispetto a questo lei durante l'interrogatorio cosa ricorda? Cosa ha detto la signora? Ha riferito qualcosa? E ha riferito qualcosa sul fatto di dove si trovava nel momento in cui ha ucciso Elena? No, su questo non ha dato nessuna indicazione la signora. Però ha detto di averla uccisa nel campo però? Sì. Questo è stato dichiarato in questi casi. Quindi nel campo, non a casa? Così è stato dichiarato dall'interessata. Sì. Avvocato, durante l'interrogatorio ha preso coscienza di aver ucciso la figlia? Ha avuto un momento in cui ha ricordato la bambina o no? È stato un interrogatorio drammatico di una madre che aveva fatto un gesto sicuramente ingiustificabile. Evidentemente mano a mano sta acquisendo coscienza di... Lei sta difendendo una donna che dice l'ho uccisa in un campo. Quel terreno non è sotto sequestro. Dal suo punto di vista cosa significa quello? Questa è una valutazione dell'autorità inquirente. Potrebbe essere che loro hanno già raccolto tutti gli elementi per cui il sequestro del terreno non è necessario. E non c'è quindi... rischio però di eventuali inquinamenti? L'inquinamento, se già i rilievi sono stati fatti, sono stati eseguiti, non c'è più nulla da inquinare. Sì, ma l'arma non è stata trovata però ancora, quindi potrebbe essere nel campo tra i Evidentemente questo è una valutazione che gli investigatori hanno fatto e hanno ritenuto di procedere in questi termini. Se la donna dice che lei l'ha uccisa proprio nel campo e se l'arma non si trova, probabilmente ciò potrebbe indurre a cercarla proprio in quella zona l'arma. Elena Del Pozzo come il piccolo Loris, uccisi dalle loro mamme senza un perché, famiglie distrutte, padri che devono trovare la forza di andare avanti
come ha provato a fare Davide Stival, papà di Loris, il bimbo ucciso dalla mamma Veronica Panarello nel 2014, che, appresa la notizia dell'omicidio della bimba, ricorda quel tragico giorno. Il mio pensiero va a Loris, che possa abbracciare forte questa bimba lassù, dice in un'intervista. Mi affligge così tanto riparlarne, sono passati 8 anni e non so ancora perché Veronica abbia ucciso Loris. C'è una differenza nei 2 omicidi. Se Martina Patti è subito crollato dopo aver riferito un presunto rapimento, Veronica Panarello invece no. La donna sta scontando una condanna a 30 anni in via definitiva senza aver mai confessato di aver ucciso suo figlio, e il delitto di Santa Croce Camerina, piccolo paese in provincia di Ragusa, è rimasto senza un movente. Davide ha lasciato la sua Sicilia ed ora a 37 anni si sta ricostruendo una nuova vita insieme al fratellino di Loris, che oggi ha 11 anni. Qualche tempo fa, mentre tornavano insieme dal cimitero dove è sepolto Loris, è arrivata quella domanda: papà, com'è morto Loris? Le parole pesate una a una, scelte con cura. La polizia ha fatto delle indagini, ha guardato i filmati delle telecamere e ha scoperto che la mamma un giorno non l'ha accompagnato a scuola. Da qui si è capito che forse è stata lei a fargli del male. Mafia, operazione Agorà del Rosso a Catania e Siracusa, 56 misure cautelari, 9 società sottoposte a sequestro per un valore stimato di circa 10 milioni di euro, 108 kg di marijuana, 2,6 kg di cocaina e 57 kg di hashish sequestrati. C'è il servizio. 56 misure cautelari, 26 capi di imputazione, 16 collaboratori di giustizia utilizzati nel corso delle indagini, 9 le società sottoposte a sequestro per un valore stimato di circa 10 milioni di euro, 108 kg di marijuana, 2,6 kg di cocaina e 57 kg di hashish sequestrati. Sono i numeri dell'operazione antimafia del ROS e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, denominata Agorà, contro affiliati o contigue Santa Paola Ercolano, alla famiglia di Caltagirone, a quella di Ramacca e al clan Nardo di Lentini. Il provvedimento, emesso dal GIP su delega della DDA Etnea, è stato eseguito da oltre 400 militari nelle province di Catania e Siracusa. Gli arrestati sono gravemente indiziati, con 26 diversi capi di imputazione, di associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico e allo smercio di stupefacenti, di numerose estorsioni pluriaggravate, di illecita concorrenza, turbata libertà degli incanti e trasferimento fraudolento di beni, reati tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Notificato anche un decreto di sequestro preventivo di beni, 9 società attive nei settori dell'edilizia, della logistica e dei servizi cimiteriali, nonché di beni e conti correnti ad esse riconducibili per un valore di oltre 10 milioni di euro. Le indagini avviate nel 2016 hanno svelato le criticità e i nuovi rapporti di forza e gli equilibri raggiunti tra le famiglie di Cosa Nostra operanti nei territori di Catania, Caltagirone e Siracusa e la famiglia Santa Paola Ercolano, la famiglia La Rocca, la famiglia di Ramacca e il clan Leonardo. Documentata dagli inquirenti la riorganizzazione interprovinciale del sodalizio mafioso, che pur dopo l'esecuzione delle ordinanze adottate nell'ambito del procedimento Caus è riuscita a mantenere l'operatività nei tradizionali settori delle estorsioni, del recupero crediti e della cessione di stupefacenti. Inoltre è stata accertata la capacità dei clan di infiltrarsi nell'economia nel settore dei trasporti su gomma e in quello dell'edilizia e di influenzare i processi decisionali degli enti locali, come nell'ipotesi dell'alterazione delle procedure per l'affidamento dei servizi cimiteriali nel comune di Vizzini e nelle ipotesi degli affidamenti per la manutenzione stradale curati dal comune di Caltagirone. Viaggio tra due mondi, convegno della FIDAPA al Consorzio Universitario di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un interessante convegno oggi da parte della FIDAPA qui al Consorzio Universitario, che vede anche gli altri club service della provincia e non solo presenti per discutere su una tematica di grande importanza. Ne parliamo con la presidente del FIDAPA Agrigento, Carmelina Guarneri. Sì, buongiorno. Oggi ci sarà questo convegno, chiamiamo seminario tecnico-scientifico, ecco, organizzato dal distretto della Sicilia, la cui presidente è l'avvocato Carmela Gabriella Lobue. È un convegno particolare, avveniristico,
che purtroppo ci stiamo inserendo tutti in questo sistema. Questo convegno è stato organizzato dal past presidenti delle sezioni della provincia di Agrigento e di 2 sezioni della provincia di Caltanissetta, coordinati dalla past presidente distrettuale che è la professoressa Maria Ciancitto. Ecco, è di grande attualità, sì, perché si tratta di tematiche avveniristiche, tematiche che hanno a che fare con il virtuale e quindi le proiezioni, che stando mettendo delle cuffie 3D o 4D ci possiamo proiettare in un mondo virtuale e partecipare a convegni, a cerimonie e quant'altro. Devo dire che è stata una iniziativa molto entusiasmante che ha coinvolto tutte le sezioni FIDAPA della provincia di Agrigento e 2 della provincia di Caltanissetta. L'argomento è molto innovativo, è un argomento interessante, quindi suscita interesse e la ideatrice, colei che ha proposto all'inizio questa iniziativa è stata l'ingegnere Tatano, appoggiata dalla past president della sezione Cammarata San Giovanni Gemini, Lina Pelliteri, e naturalmente dalla presidente della sezione Patrizia Russotto, e ha coinvolto poi la past presidente di Agrigento, Canigattì, Naro, Ravanusa, Licata, tutte le 11 sezioni della provincia di Agrigento. Mi scuso con quelle che non sto nominando, tra cui la mia per esempio, e 2 province e 2 sezioni della provincia di Caltanissetta, Mussomeli e Serra di Falco. Devo dire che la presenza dei docenti e dei professori universitari che ci hanno offerto anche la possibilità dell'aula, di godere di quest'aula, e la loro presenza, l'autorità, l'onorevole Savarino, che è stata socia della sezione di Ravanusa, e quindi le socie, la presenza delle socie in un momento piuttosto caldo, perché siamo in un punto in cui siamo molte presidenti, professoresse sono presenti negli istituti per gli esami di Stato. Devo dire che è stato, anche se la giornata scelta dalla presidente distrettuale la Carmela Lobue e appoggiata anche dalla past presidente del distretto Maria Ciancitto, ha coinvolto, vedo, con molto, come lei ha visto, ha trascinato socie e anche altre amiche delle socie che sono qui presenti. Ecco, lei è tra i relatori della iniziativa di oggi, di questo convegno che vede la presenza della FILAPA non solo agrigentina ma di diverse delegazioni siciliane. Ecco l'importanza di questa iniziativa, Presidente. Allora, io sono molto contenta e orgogliosa di questo tavolo tecnico che si è costituito. Sono ben 10 relatori che provengono da tutte le province di Agrigento e di Caltanissetta. Siamo riusciti a mettere assieme ben 12 sezioni unendo un tema comune, che è quello del metaverso e dell'intelligenza artificiale. Ci ospita una grandissima sede, che è quella appunto dell'università, e questo ci inorgoglisce molto. Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti. Ecco il suo contributo a questa interessante convention? Il mio contributo è quello di, fare alcune riflessioni sul metaverso, su quale futuro ci riserva, e soprattutto sviluppare una educazione digitale, di modo che gli utenti possano sicuramente fruire in sicurezza del metaverso, conoscendo anche il funzionamento e chi ovviamente ha progettato queste piattaforme e per quale ragione. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ribatte al suo predecessore, Lillo Firetto, oggi consigliere di opposizione. Tema dello scontro: il piano regolatore e gli incarichi dati a degli esperti. Arturo Cantella.
L'ex sindaco Firetto ha mandato giorni fa una nota relativamente a un incarico che lei avrebbe affidato sul PRG qualche giorno fa e vuole sapere un po' quale sia stata la procedura utilizzata per questi affidamenti, come sia stato calcolato il compenso e se c'è stata una negoziazione e se sia stata usata una piattaforma telematica. Come risponde a queste richieste, Sindaco? Sì, grazie per la domanda. Io voglio ritornare un po' indietro nel tempo, però voglio ricordare a tutta la città di Agrigento che nel 2012 l'ingegnere Giacobazzi aveva redatto il piano regolatore che da allora è rimasto poi fermo nel limbo. Ci sono state anche delle vicissitudini anche di ordine penale, non voglio entrare nei particolari, però si è arrivato ai giorni d'oggi. Però già in passato, nelle precedenti amministrazioni, potevano portare avanti questo piano regolatore, perché voglio ricordare che già nel 2012 il tecnico che l'aveva redatto aveva quasi previsto la nuova legge regionale proprio sul piano regolatore del 2019 e sembra quasi fatta apposta o fatta almeno su misura sul nostro redatto piano regolatore. Basta soltanto andare avanti, perché le amministrazioni che mi hanno preceduto, ognuna pensava di rifare da capo un piano regolatore. Capite i tempi, perché parliamo del 2012, e capite anche la spesa eccessiva per poter rifare un nuovo piano regolatore. Io cosa ho fatto? Una cosa semplicissima, ho dato un incarico fiduciario a un tecnico esperto in questa materia, ci sta già lavorando. Abbiamo anche dato l'incarico a un altro tecnico per redare la VAS, la valutazione ambientale strategica, perché è propedeutica per chiudere l'iter progettuale. Penso che a fine 2022 dovremmo avere tutto pronto e finalmente gli agrigentini potranno avere il loro piano regolatore, che da anni nessuno ha pensato di portare avanti, ma soltanto avevano il pensiero di rifarlo nuovo. Ogni amministrazione voleva fare un piano regolatore nuovo. Autostrade siciliane, lavoratori e sindacati sul piede di guerra, tanto rumore per nulla, illusioni e ancora aspettative mancate per 105 assunzioni già previste. La Regione Sicilia ha congelato tutto fino al 31 dicembre. Vediamo. Secondo me è la porcata politica in zona Cesarini all'ultimo momento, non se l'aspettava nessuno, in un max emendamento mettono anche questo passaggio, non sappiamo chi l'ha votato, però è passato. E dicono che col patto di stabilità non si possono fare le assunzioni. Quando ci siamo trascinati un anno fra trattative, poi li hanno chiamati i lavoratori, hanno fatto una graduatoria, sappiamo che la graduatoria è pronta e adesso bloccano tutto. Chiaramente siamo venuti qua a farci ricevere perché deve essere il CAS a spiegare alla Regione che il CAS non c'entra nulla col patto di stabilità. Non c'entra nulla con le partecipate Carrossone, si sono sempre mantenuti da soli, hanno cambiato la natura anche dell'ente e in questo momento può essere tirato fuori dal patto di stabilità e fare le assunzioni subito, no a dicembre. In ogni caso vogliamo la graduatoria trasparente pubblicata oggi per sapere chi sono i lavoratori che verranno assunti. Per noi adesso, ma anche a dicembre, però questo discorso dei documenti sotto banco deve finire. Chiederemo oggi e pretenderemo la pubblicazione della graduatoria e che il CAS intervenga presso la Regione per dire che col patto di stabilità questo ente non c'entra nulla. Ma come sempre lei mi insegna che nella politica c'è sempre il francotiratore. Ecco, purtroppo dei franchi tiratori hanno portato a questo risultato, perché dobbiamo dire che il consorzio con il suo consiglio di amministrazione era riuscito a realizzare, a farci arrivare dove volevamo e a realizzare un sogno, il sogno di parecchie persone, più di 150 persone, 105 stabilizzate quasi subito, che da 30 anni lo inseguono. Naturalmente però è arrivato appunto questo francotiratore, il quale ci ha distrutto circa 2 anni e mezzo di lavoro che è stato fatto dall'avvocato Chiara Sterantino e da tutto il consiglio di amministrazione del CAS. Ci sono i lavoratori che hanno bisogno di lavorare, ma anche il CAS che ha bisogno ovviamente di personale, anche perché comunque le ferie dovranno essere date agli effettivi ovviamente. Quindi questo è il momento in cui bisogna mettere i puntini sulle i assolutamente, trovare una soluzione per far entrare queste persone finalmente a lavorare.
Mi pare ovvio. D'altra parte abbiamo collaborato ampiamente col CDA proprio per sviluppare questa situazione. Quindi è assurdo che adesso il CAS venga trattato come una partecipata della Regione. Non incide assolutamente la parte economica, quindi procediamo, diamo respiro ai lavoratori, al CAS che ne ha di bisogno e troviamo una soluzione che sia soprattutto dignitosa nei confronti dei lavoratori. Dopo anni e anni finalmente c'è un sogno che svanisce praticamente. Lavoratori che si trovano a 3 secondi da quello che finalmente è il posto di lavoro tanto ambito e ricercato e improvvisamente si ritrovano fuori. È una cosa veramente assurda. Noi come Orsa combatteremo fino alla fine. Il costo dell'opera complessiva si aggira intorno ai 4-5 miliardi di euro e quindi si è preferito attenzionare o si è ritenuto, ecco, io non sono un catone per cui dico, ma bisogna dire la verità, si è ritenuto finanziare altre infrastrutture. Conferenza stampa a Sant'Agata Militello presso la sede del GAL Nebrodi Plus per sensibilizzare e mobilitare l'opinione pubblica in ordine della mancata previsione nel piano industriale di RFI del raddoppio ferroviario nella tratta Patti-Castelbuono. Il GAL Nebrodi Plus ritiene che qualsiasi programma di sviluppo locale passi inevitabilmente dalla realizzazione delle infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali. La disattenzione mostrata in ordine all'infrastruttura ferroviaria sul nostro territorio, ferma all'epoca dell'Unità d'Italia, è intollerabile. Ci chiediamo, scrive in una nota il GAL Nebrodi Plus, quali inestricabili criticità e difficoltà ancora impediscono la realizzazione di questa importante e strategica infrastruttura. È necessaria una sinergica mobilitazione di amministrazioni comunali, associazioni, sindacati e liberi cittadini per rivendicare con forza i diritti di questo nostro amato territorio. L'allarme ci viene dal fatto che il piano industriale di RFI non prevede il raddoppio della tratta Patti-Castelbuono, che è l'ultima tratta per completare il raddoppio ferroviario da Messina a Palermo. Il problema è però antico, risale al momento in cui l'asse Berlino-Milano, Roma-Palermo, Messina-Palermo, subì la deviazione Messina-Catania-Palermo, quindi lasciando, diciamo, marginale quest'area cosiddetta nebroidea. Oggi è l'occasione per poter sollevare il problema, perché abbiamo le risorse del PNRR che servono per infrastrutturare la nostra isola in riferimento a quelle strutture che sono fondamentali e strategiche per uno sviluppo del territorio. Ecco perché solleviamo il problema, ecco perché non ci appaghiamo del fatto che qualcuno dica, bugia, che non esistono i progetti esecutivi. I progetti esistono, i progetti per essere finanziati con la quota a disposizione per le infrastrutture possono essere finanziati perché esistono i progetti. Il problema è un altro e quindi ai cittadini bisogna dire la verità, che si sono fatte delle scelte. Tenuto conto che il raddoppio Patti-Castelbuono ammonta l'onere finanziario a circa 4-5 miliardi e allora sono state fatte in Sicilia altre scelte rispetto a questo raddoppio ferroviario. Io dico, quindi la bugia non è consentita, io dico che questa infrastruttura per noi è strategica ai fini dello sviluppo, sostengo anche che alla luce delle risorse si poteva pensare, si può pensare ancora alla realizzazione almeno di una parte di questa infrastruttura, perché capisco e comprendo la difficoltà tecnica che oggi noi scontiamo sulla realizzazione di questa infrastruttura ferroviaria, cioè dire quella che una parte del tracciato deve andare in galleria e questo fa lievitare i costi. Il sociologo e saggista siciliano Francesco Pira, professore dell'Università di Messina, è stato chiamato a svolgere un ruolo che lo riempie d'orgoglio. Ci spiega lui stesso la sua prossima esperienza.
Sono sorpreso ma anche emozionato per questa opportunità di far parte di una giuria così prestigiosa, così importante, fatta da attori, produttori, registi, presieduta da uno dei più autorevoli registi al mondo. Sono molto grato al colonnello Orazio Nania, che organizza da tantissimi anni questo premio, che è un premio prestigiosissimo, che hanno ritirato attori incredibilmente bravi provenienti da tutte le parti del mondo, ma è un premio che riesce anche a scendere tra i comuni mortali, a spiegare anche quelle che possono essere le peculiarità di impegni di carattere sociale, valoriale, legati naturalmente sempre al tema del premio internazionale Apoxiomeno, che è quello di valorizzare il lavoro delle forze dell'ordine attraverso la narrazione e la rappresentazione sui grandi media. Sotto questo aspetto il colonnello Anania ha fatto negli anni un lavoro incredibile, un lavoro di ricognizione, un lavoro di valorizzazione, un lavoro che certamente fa comprendere a tutti noi come al di là del successo di grandi fiction, come per esempio quella del commissario Montalbano, di Don Matteo, o tantissimi film che riguardano appunto la polizia, le forze dell'ordine, c'è un'anima di queste persone che ogni giorno sono impegnate e le cui storie molto spesso diventano anche oggetto di rappresentazioni cinematografiche. Sono doppiamente contento perché lo scorso anno ho ricevuto il premio internazionale Apoxiomeno in Toscana e quest'anno a Pesaro avrò l'onore di far parte della giuria, quindi significa che è stato apprezzato anche il mio contributo da premiato, e quest'anno invece lavorerò per garantire che ci sia anche con il mio contributo un miglior successo di questa iniziativa legata appunto al lavoro della giuria. Quindi sono davvero molto grato al colonnello Anania, a tutto il suo staff, e mi complimento con loro per questo lavoro straordinario che tutti gli anni riescono a fare, portando il festival in tutte le parti d'Italia, facendolo diventare itinerante ma anche incisivo dal punto di vista sociale. Basket, Agrigento sente il profumo di Serie A2, ma c'è ancora da lottare. Le finali si spostano a Rieti con gara 3 venerdì prossimo alle 21. Intanto il capitano dei biancazzurri, Albano Chiarastella, rassicura tutti. Nell'ultima partita era uscito per precauzione dopo un infortunio al braccio. Vediamo. Voglio ringraziare chi direttamente tramite i messaggi su Instagram, su WhatsApp o telefonate l'ha fatto con me, chi indirettamente tramite qualche amico, la società si è interessato alla mia condizione ecco, sto bene, diciamo che sto bene nel senso che ieri nel primo tempo, appena rientrato negli spogliatoi, ho avuto dei sintomi evidenti e uguali a quelli che avevo avuto alcuni anni fa. Fortunatamente ho fatto velocemente un controllo dove è andato tutto bene, nel senso che non ho nulla, non c'è nessun trombo, non c'è niente di cui preoccuparsi in questo preciso momento, diciamo. Ieri sera sono tornato a casa, ho dormito qua, quindi sono stato abbastanza rassicurato da parte dei medici. Ora l'importante è capire il motivo per cui si è gonfiato di nuovo questo braccio, quindi dovrò stare a riposo qualche giorno, poi sicuramente farò qualche altro controllo, quindi spero nel breve tempo di avere già una risposta concreta per capire come continuare, ecco. Quindi ringrazio tutti, sto bene, e ora dobbiamo pensare a continuare ad aiutare la squadra e ai miei compagni che ieri sono stati fantastici anche nel secondo tempo, quindi
ci manca così poco per raggiungere questo obiettivo che niente, dobbiamo avere la testa tutti quanti là. Io sto bene, vi ringrazio tutti quanti e niente, spero di rientrare il prima possibile in campo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.